arrivano gli tsunami, gli uragani, eccetera, ma nessuno ne prende atto e dice ragazzi ci stiamo preoccupando del decreto sicurezza, però qui fra un attimo andiamo a carte 48 perché il pianeta sta crollando. Cioè, qual è la cosa più urgente? Come se uno avesse un serial killer che con un'ascia sta distruggendo la porta di casa sua e si preoccupa perché l'acqua non bolle, non riusciamo a buttare la pasta, c'è il gas troppo basso, dobbiamo chiamare l'ENI domani. Ma c'è un serial killer alla porta, fra un attimo non ci sarà più la tua vita. Che ti frega dell'acqua che bolle? Stai scomponendo l'ordine dei fattori. Quando una persona si occupa della cosa meno urgente invece che della più urgente è un alienato, una persona che ha sovvertito l'ordine dei fattori, quindi una persona da non seguire, anzi semmai da redimere. L'unica cosa sensata da fare è saltare dal treno innanzitutto, per il banale motivo che da qui a quando sarà troppo tardi per tutti, dal treno in poi almeno non saremo sul treno a essere concausa della sua folle corsa, e potremmo vivere in maniera decente, diciamo così, perché c'è ancora la possibilità di vivere in maniera decente gli anni che restano prima dell'eventuale impatto del treno. Banalizzo.